osiamo con impudenza associare ballo, marmo e quadri in un periodo che gli storici dell'arte classificano déco, ossia decorativo. All'inizio del 1900, dalla California, Isadora fece uno scalo a Parigi. Si immerse nel Louvre, si inzuppò nelle acque attiche e, neobaccante, con nudità scoperta da pepli greci, la puritana americana rinnovò i riti della sensualità saffica. Danzava con la grazia creatrice di chi sente il ritmo nell'anima, ispirando figure plastiche in avorio, marmo e bronzo, statuette da salotto buono. Il confronto tra la foto di Isadora e le crisoelefantine, questo è il nome delle belle statuine, è sorprendente, non meno di quello tra queste e le statue greco-romane. La bellezza femminile, si sa, è eterna e non sorprenderà che una polacca dai natali incerti troverà a Parigi la consacrazione della sua arte nonché della sua bellezza. Dipingeva prevalentemente se stessa. Finirà baronessa Kufner, ma per il pubblico è Tamara de Lemzica, colei che sfuggì, lo raccontiamo divertiti in un nostro breve film, alle sgrinfie di D'Annunzio. Guardiamola, questa donna in movimento, che con Isadora dall'immobilità ricava seduzione, ossessionata dalle bagnanti di Nausicaa, da Psiche, ed i suoi nudi hanno l'aura dell'invito alla trasgressione. La vediamo in opera, in verità in posa, ora è semplicemente irresistibile, se non letale. Fragile, virginale, santificata, martirizzata, risorta a New York, se lanciata verso il successo. Nella mostra è stata protagonista, gira per la metropoli con l'autista, ha fior di corteggiatori in attesa di un suo squillo. Li attenderà annoiata sul divano, o chissà, in camera da letto, certo, dopo un bagno. Se tarderanno, s'assopirà, sognando i tetti di Parigi, la neve di St. Moritz, perché in fondo baratterebbe New York per la gioventù perduta. E l'uomo dov'è? Adolfo Wilde nasce a Milano. Si formerà al gusto del suo principale committente, il collezionista prussiano Franz Rose, ma l'ispirazione sarà anche per lui greco-romana. Questo è Franz e l'altro è Mussolini. Lei è un amante del duce, segue una vedova poco allegra e questa madre lacerata dal dolore ha perso un figlio per maggior onore italico. Altri sono tornati portando i segni della gloria. Ma c'è vittoria se la carne soffre, urla, muore. Qualcuno certo se la ride per il suo guadagno e il potere non ha occhi per vedere, orecchi sì, quali quelli di Dionisio, per punire senza colpo subire. Anche lui trasse spunti dalle sculture antiche, romane in particolare, il Galata, Diomede, le maschere della tragedia greca, i lottatori, gli imperatori, volti dolenti, impudenti, grevi, per dar lustro a templi, fori e serbar memoria marmorea dei morti vincitori.